più 11% in un anno, con un balzo in avanti del 3% solamente nell'ultimo mese. I prezzi dei cereali spaventano il mondo agricolo, che si ritrova a dover innalzare i prezzi dei prodotti come la carne e quelli della filiera lattiero-casearia. A causa di questa esplosione dei costi, una stalla su 10 è a rischio chiusura, con ricadute potenzialmente devastanti per l'ambiente, l'economia e l'occupazione, ma anche per la sopravvivenza del Made in Veneto, a partire dai formaggi tipici. E tutti si chiedono su quale rotta stia navigando il comparto primario veneto. A dove stiamo andando? Effettivamente è la domanda che ci poniamo giornalmente, perché vuol dire mettere in continua difficoltà le aziende agricole, soprattutto in questo anno dove arriviamo da un anno difficile e siccitoso, per cui con meno prodotto messo in granaio, tra virgolette, vuol dire andare nel mercato, e questo vuol dire mettere a seria difficoltà le aziende agricole in questo momento. A strozzare gli allevatori è l'innalzamento vertiginoso delle spese di produzione, cresciute in media del 60%, con picchi che arrivano fino al 95% dei mangimi, al 110% per il gasolio e addirittura al 500% delle bollette per l'elettricità necessaria ad alimentare anche i sistemi di mungitura e conservazione del latte. E con l'inverno alle porte la situazione è ormai drammatica.